L'allarme è scattato verso le 9 del mattino quando ai carabinieri è arrivata la denuncia della fuga di un toro da un allevamento di via Cacciatora a Loria. L'animale ha iniziato a vagare per i campi della zona agricola circostante a sud del tracciato della superstrada pedemontana nei pressi del casello di Riese Pio X. Nella zona sono arrivati anche i vigili del fuoco, mentre il sindaco Alberto Battistella iniziava le procedure per l'abbattimento dell'animale vista la pericolosità della situazione. Il toro continuava a fuggire anche in zona abitata e quindi si è reso necessario l'abbattimento da parte degli organi preposti per sicurezza gli abitanti stessi della zona, e ciò è avvenuto intorno alle 11:30 di questa mattina, e grazie a Dio e grazie a tutti quanti si sono messi a disposizione, la cosa non ha avuto effetti negativi per la popolazione, insomma. Nell'operazione, che si è allargata fino a via Manzolino in un raggio di diverse centinaia di metri, sono stati coinvolti anche i servizi veterinari dell'ULSS 2, la protezione civile e la polizia provinciale, che ha poi materialmente provveduto ad abbattere il toro. In poco tempo si è dovuta muovere velocemente una macchina complessa. Devo ringraziare tutti questi organi perché si sono dimostrati veramente efficienti ed efficaci, e con poco preavviso sono stati fatti tutto quello che si è reso necessario per evitare di avere dei problemi tra la popolazione, insomma, quindi grazie a tutti per l'ottimo lavoro fatto.